Buonasera a tutti, visiti voi, nuova radio oggi, di 19, del trio la radio messa e 20 Kimbe. Bene, questo mese pure che lo stiamo accompagnando, che abbiamo già il suo 19, a bella bello, abbiamo logato mese quasi, va bene, e siamo in tempo su de mare e di estiu. Andiamo a vedere come si presenta sei da oggi, che in questa bella nughetta, che sono su perché sono a Corziane, si mano chienini, a Bellinne questo bello quadro da Saida nostra, ecco qua, e presenta di voi. Andiamo a ritornare sul Saravallo, il Saravallo di oggi è 36 gradi, ma arriviamo pure a 37 lunedì, 36 gradi al massimo, 22 al minimo, spalazzato fino alla Saldecche e poi coccolateggio fino a Sassel de Ortedie. Bene, andiamo a vedere Crasa, Crasa uno 30 gradi, che a oggi è 21 minimo, e insomma sì, un pacco gai, mezzo coccolato e poi spalazzato, insomma, un po' tutto usadie. Bene, era stato questo bell'evento che intanto assente, lo stava a fiare, un po' groga voi che manca Saluche i Tipacca che hanno ma binnato pure un momento della fotografia a tasa e sora giusta di questo bell'evento in un abbiamo già stai dato e ti, se stai dato tanta bella cosa dal suo punto di vista scientifico e non solo, ma viene da sopra le questioni che possono essere contro o a favore di questo progetto. Ma andiamo che contro, che incarichi criticità, insomma, che il giusto pure a facere e a esaminare poi le risposte adatte, no? Che abbiamo un scienziato che si spiegano, ha spiegato metà bene in maniera completa. L'intervento è su Sinnico, questo è stato introdotto in questa fotografia di prima, come si è visto, mi manca la scratera, cioè, in buita si è scattato adesso Sinnico, e chi poi non dovuto andare a un loco e quindi in questo momento in assente. Bene, e quindi poi nos lamentamos che ti esa pagina web di questa regione è pure possibile leggere in sardo, in inglese, in italiano, in spagnolo, in tedesco, in francese e in sardo. Vabbè, sardo è esposto un po' ultimo, ma in coa come vabbè, chi siete sul spacco quotato, ma comunque sia, beste, è una novità che ha anche tanto piacere, infatti io ho fatto gli interventi in sardo proprio là. Se bessa pagina in sardo è giusto pure che sia benedetto solo los interventi in sardo. Bene, in effetti oggi abbiamo su un appuntamento pure l'Ugola, ma noi su che nos interessa è scusto de sacchera comunitaria, sabato da che 9, oggi a Sasotto sul campo sportivo Peggio Burrai. Poi Sportivo Abitese invita tutta la popolazione a partecipare e esprime a essere ringraziato, sotto lo schiaro ha aiutato Sabitese a mantenere insomma questo bello campionato e l'attività non solo del campionato della squadra manna, ma di tutto lo spizzino, l'attività insomma della sportiva Bitese che interessa da tanta gente e ponete in gioco tanto spizzino. E ponendo che in effetti Bidia Deverà è un evento pure in Lugura, però non mi hanno comunicato nulla. Prima mi hanno anticipato un mese a che chi in dia di oggi dobbiamo fare la presentazione del suo libro costume, però ha controllato non mi hanno inviato nulla e quindi non riesco a andare se beste o non beste. Vabbè, non lo so, insomma. E diciamo, se inviano qualche cosa, io la comunico che non è solo la presentazione del suo libro costume, che invece è stato già presentato, ma è da pure su Ballo Zero lo volevo, che è una particolarità che chi tenne a ponere in attenzione. Bene, andiamo da innanzi, vediamo
su giornale Itebata e Blitz del Noe a Sosenato e dicevo questo non si schiata e quindi non arriviamo noi i carabinieri del nucleo ecologico nella miniera di Lula candidata ad ospitare l'ET. Sotto esame diversi campioni di acqua e fango, ma anche contratti e delibere. Nomine, delibere, contratti, progetto di massima, ingressi, vigilanza, sicurezza del sito e soprattutto lo stato di salute delle acque e dei fanghi. I carabinieri del Noe di Sassari vogliono vederci chiaro assosenatos. Non soltanto negli uffici, nelle officine, nei magazzini, nei laboratori esterni, ma anche nel buio del vento della terra, galleria per galleria. E di ieri un blitz dei militari dell'arma del nucleo operativo ecologico arrivati di buon mattino nell'ex miniera candidata ad ospitare l'Einstein Telescope, un blitz che non è certo passato inosservato a Lula e dintorni. Guidati dal luogotenente Gavino Di Maggio, i carabinieri del Noe hanno fatto visita al sito che ospita non soltanto i dipendenti del parco geominerario, ma anche i ricercatori dell'Università di Sassari e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il sopralluogo degli specialisti dell'arma ha interessato diversi aspetti della miniera metallifera di Lula, individuata come luogo ideale per ospitare l'osservatorio delle onde gravitazionali di cui tanto si parla a livello europeo. I militari hanno acquisito diverso materiale da IGEA, la società per azioni che ora gestisce la grande sfida scientifica di Sosenato, materiale amministrativo, burocratico, necessario per avere un quadro quanto più esaustivo della realtà dei fatti. Il blitz ha anche portato alla raccolta di campioni di acqua e fango, evidentemente da analizzare in laboratorio. A questo scopo sono stati presi in considerazione anche i contratti firmati proprio per il trattamento delle acque e il ritiro dei fanghi e dei rifiuti in genere sottoposti a depurazione. Dai militari intervenuti sul posto non è trapelato nulla di nulla, ma il loro intervento è stato comunque evidente. Non è chiaro tuttavia se si tratta di un controllo ordinario, cosiddetto di routine, o di un blitz dovuto a qualche segnalazione precisa. Fatto sta che il nucleo operativo ecologico preposto al contrasto dei fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette, di smaltimento illecito delle sostanze tossiche, come pure della sicurezza energetica, sta acquisendo informazioni per verificare lo stato di salute del sito di Sosenato. Bisognerà dunque aspettare che arrivino i risultati delle prime analisi per poi delineare le caratteristiche dell'ambiente fuori e dentro la miniera di Lula, che nel frattempo corre nella speranza di vincere la sfida del del progetto internazionale Telescope Einstein. Vabbè. Andiamo da innanzi, vamos a Terranova, da segnalare. Allora, biscotti di Fogni e Pecorino alla conquista del Giappone. Il Gal Barbagia fa tappa all'Expo di Osaka con la regione. Quindi va bene, siamo scontenti, sia Poldo Sol del Fogni, sia dai, insomma, Pecorino non va che solo in Fogni. La partecipazione all'Expo di Osaka è stata un'occasione preziosa per promuovere le imprese e le tradizioni della Barbagia nel mondo. È la prova di quanto sia importante lavorare in rete, unendo le forze di territori, istituzioni e sistema produttivo per rafforzare la presenza delle nostre eccellenze sui mercati internazionali. Così il presidente del GAL Barbagia, Paolo Puddu, dopo la missione in Giappone per far conoscere le eccellenze produttive e le tradizioni culturali del proprio territorio, anche il GAL Barbagia infatti ha preso parte alla eccetera eccetera, insomma una bella iniziativa.
Andiamo da innanzi. Roberto Cadeddu, via dalla provincia. No, che in qualche maniera abbiamo furono voi tramite Ciccolini, si è dimesso dall'incarico Roberto Cadeddu, capo di gabinetto dell'amministratore straordinario della provincia Giuseppe Ciccolini, capo di gabinetto, quindi no, non è spacco. Cadeddu era stato al centro di una nomina poi non concretizzata, essendo stato nominato Domenico Casula come assessore comunale alla pubblica istruzione della giunta guidata da Emiliano Fenu, in quota Sinistra Futura. Si è dimesso dall'incarico secondo quanto comunicato da Ciccolini per consentire che il futuro presidente assuma una scelta su tale importante ruolo in modo libero e autonomo. Lo leggiamo in satiro giornale, può comprendere un po' menso. Allora, provincia, no, il capo di gabinetto, vado via per motivi personali. Gli aumentano lo stipendio, lui si dimette. Roberto Cadeddu si è dimesso dall'incarico di capo di gabinetto dell'amministratore straordinario della provincia di Nuoro, dimissioni che arrivano a 2 giorni dall'approvazione della delibera 99 del 15 luglio 2025, con cui ha avuto un incremento di indennità aggiuntiva lorda. La delibera, adottata dall'amministratore straordinario Giuseppe Ciccolini, prevede l'aumento dell'indennità aggiuntiva lorda dalla misura di 50% alla misura del 100% nel trattamento tabellare lordo, riferito all'inquadramento nell'area degli istruttori. Il provvedimento fa riferimento alla crescente complessità e intensità delle attività legate alla funzione, dopo la separazione tra la provincia di Nuoro e quella dell'Ogliastra, e alla valutazione positiva del lavoro svolto da Cadeddu. Secondo quanto riferito dalla provincia, le dimissioni non sarebbero direttamente riconducibili al contenuto della delibera, ma di natura personale. Ciccolini, punto. Le dimissioni arrivano per consentire al futuro, Ciccolini narrata, le dimissioni arrivano per consentire al futuro presidente una scelta autonoma su tale importante ruolo, la votazione del secondo livello zona capitani. Cadeddu era stato nominato a maggio in concomitanza con l'avvio della fase transitoria dell'ente in vista del riassetto istituzionale. Era stato nominato a maggio, ma vabbè va, non è facile da comprendere. 1000 case ad alto rischio, siamo in Rosei hanno praticato il sottodemanio praticamente, noi suso civico, proposta in aula, destinare tutta l'area di Biderosa agli usi civici. Costruzioni autorizzate su terreni vincolati, proprietari in ansia. Noi in ansia che hanno praticato. Allora, una vicenda intricata e mal risolta che da oltre 20 anni grava come un macigno sul territorio di Rosei è quella dei terreni inseriti per una questione tecnica nelle aree di espansione urbanistica comunale, ma ancora oggi formalmente soggetti al vincolo di usi civici, una contraddizione che ha generato un cortocircuito normativo dalle conseguenze potenzialmente devastanti. Oltre 1000 edifici costruiti con regolare autorizzazione a partire dalla metà del secolo scorso rischiano di essere considerati abusivi. Andiamo da innanzi. Vediamo chi è Batta, ecco Cilia Coduni, Nacarai. Ieri era una bella iniziativa, grazie Nina. Satta, ecco, proprio ma di questo vamos a prima pagina, un attimo, che abbiamo le danni di questione di dermatite bovina, gli allevatori no agli abbattimenti di massa. Bambina c'è un documento adesso la conferenza sanitaria di Nuoro.
Allora, dubbi sulla strategia vaccinale della regione, è pericolosa per le mandrie. Il timore di Coldiretti, infezione grave, dobbiamo evitare un nuovo embargo. Ai ai ai. Allora sono 28 i focolai confermati, 191 i casi e 30 le morti accertate. Ancora 1589 bovini da abbattere e 2169 le aziende controllate nella sola zona di sorveglianza, pari al 60% di tutto il territorio dell'isola. Sono questi i dati aggiornati e in continua evoluzione della piaga che sta affliggendo gli allevatori sardi. Il mostro ha un nome preciso e si chiama dermatite modulare bovina. Il pericolo è altrettanto concreto. L'intero patrimonio bovino sardo è a rischio estinzione, sia da un punto di vista genetico che di filiera, cioè questa cosa deve presentare più grave su che pariata. La paura, ma lo spauracchio più grande per gli operatori del settore è quello delegato alla normativa europea applicata dall'assessore regionale della sanità Armando Bartolazzi. Una normativa che prevede abbattimenti massivi delle mandrie anche venisse riscontrato un solo capo infetto, da cui è partita un'assemblea decisamente calda, non solo per le alte temperature esterne di Coldiretti, Nuoro, Gliastra, nella quale si è sollevato forte e chiaro l'intervento degli allevatori di non voler procedere alla vaccinazione obbligatoria per evitare, dicono, che poi il bestiame risulti completamente infetto e che i vaccini abbiano delle ricadute serie ed irreversibili. Basta, nessun siero per i miei animali. La reazione del titolare di un'azienda italana, mai un centesimo di ristoro. Stiamo reagendo molto male. Parlare di sanzioni non va bene. Stefano Arzu, allevatore italano, uno tra le centinaia di persone giunte a Nuoro per l'assemblea territoriale di Coldiretti, risponde idealmente così all'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi, che 24 ore prima aveva annunciato sanzioni per gli allevatori che si rifiutassero di sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie contro la dermatite modulare bovina. Non siamo contrari ai vaccini, prosegue, ma la Regione deve assumersi tutte le responsabilità rispetto a quanto potrebbe accadere ai capi di bestiame dopo la somministrazione del siero. E aggiunge: io non sono intenzionato a farne nella mia azienda. Spiega: non fosse altro che ho iniziato a vaccinare nel 2001 pecore e capre, poi i maiali contro la peste suina, adesso anche i bovini. Non sono d'accordo, rischia di essere pericoloso, io non ho mai avuto un centesimo di ristoro, chiarisce, e mi sono visto bloccare per 7 anni la mia azienda agri-suinicola, che era regolare, solo perché si trovava dentro la zona di sorveglianza attuata contro la peste. Vabbè, poi come sono tutologo rovina solo per baccaglio, quindi te li narrano queste, non li narrano nulla, è scritto tu isse. Dermatite, linea dura sui vaccini, tanti i veterinari dubbiosi. Bartolazzi annuncia provvedimenti disciplinari. A Nuoro l'appello di Coldiretti, subito indennizi e ristori. E diventarne questa pure una battaglia o un paccheggio. Strano. Arriva il sostitutologo, lo commenta sempre. Svolta green a Sesto, l'idrogeno pulito arriverà nelle case. Ecco, veramente una notizia buona, siamo spontanei sul po' di idrogeno, che praticamente non ha nessun impatto ambientale, viene generato da macchine elettriche che lo generano dai su vento, dai su sole e dai saba, combustibile prodotto da acqua e sole, quasi pronto il primo impianto nell'UE.
cioè, quindi siamo veramente in avanguardia. Altro che futuro da fantascienza. L'idrogeno verde, il combustibile pulito prodotto solo dal sole e dall'acqua, è una realtà, e se ancora pochi paesi vantano una vasta rete di produzione e di distribuzione, la Sardegna sale in questo caso sul podio. Bravo. Il primo impianto nell'UE a Sesto, in località su Moriscau, nella zona industriale, sono addirittura d'arrivo i lavori del primo impianto dell'Unione Europea basato sulla tecnologia Power Gas P2G, dedicato all'intera filiera della produzione e utilizzo dell'idrogeno verde nell'ambito di contesti urbani, una rete che alimenterà anche le abitazioni private, oltre che industrie e mezzi di trasporto pubblico attraverso una stazione di servizio dedicata. Un progetto da 15 milioni di euro realizzato da Italgas con la collaborazione del Politecnico di Torino e il centro ricerche CRS4, che sta in sardo, è finanziato con 1,5 milioni di euro dai fondi PNRR. Nelle utenze domestiche l'idrogeno entrerà insieme al metano, un'iniziativa questa dell'azienda Medea, che ha realizzato le reti di distribuzione native digitali, e scritte in inglese. L'impianto, che occupa una superficie di 2 ettari, è costituito da un elettrolizzatore alimentato dal fotovoltaico, dalla stazione di stoccaggio dell'idrogeno e la stazione di rifornimento per gli autobus. La produzione attesa è di circa 21.000 kg all'anno nella fase iniziale, che diventeranno 34.000 kg nel 2028. Ecco qua, questo è il progetto che ho fatto io dell'energia d'Equita, e l'ho fatto già 4 anni fa, che insomma. Vabbè. Nemo, profeta in patria. Operarm, impugnata la soluzione di Salvini, la Procura di Palermo salta il giudizio d'appello e ricorre direttamente alla Cassazione. Pare che la norma del fatto non costituisce reato, è stata una norma applicata arbitrariamente che ne piccare in considerazione legge che sono non condizionale ma assoluta, cioè quindi noi a condizione che, ma in ogni caso questa operazione Salvini è un sequestro di persona, è una negazione del diritto. Nel 2019 aveva negato lo sbarco ai migranti, l'ira del ministro, io ho difeso i confini, ma figurati. La Procura di Palermo, vabbè, che brinca sull'appello e andrà direttamente in Cassazione. Il PM di Milano, tangenti e pressioni, Schlein blinda Sala. Cioè praticamente è stato questo gruppo adesso urbanistica e speculazione edilizia in Milano, e insomma sa corre galannanne, non lo spronunziamolo. L'ex DG ASL, il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare. Questa pagina la proposta che abbassa questo articolo che riguarda Sardegna. Abbiamo dato ieri su questa questione del suo commissario che è stato nominato DG in Nugaro, ho stata questa piantera, abbiamo dato questa denuncia da parte del Superdaz di abuso da parte dei 5 Stelle, e come questa telude Sassari, che è stato licenziato che non ha nessun motivo, solo per venire a ponere un attimo l'ex DG ASL, il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare. Ha fatto ricorso, il Consiglio di Stato l'ha accolto. Il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare dell'ex DG dell'ASL di Sassari, Flavio Sensi, riaffermando la giurisdizione del giudice amministrativo, e ha riformato l'ordinanza del TAR Sardegna, evidenziando come le questioni sollevate nel ricorso debbano essere tempestivamente affrontate nel merito dalla giurisprudenza di primo grado, anche in relazione ai profili di incostituzionalità della legge regionale 8 del 2025, basta avanzato nella questione di incostituzionalità, per cui la Corte Costituzionale ha fissato l'udienza
il prossimo 3 dicembre. Il TAR Sardegna ha fissato l'udienza pubblica per il 29 ottobre. Tramite i suoi legali Francesco Caputo e Giuseppe Tiripicchio, il manager mandato a casa dalla giunta a fine aprile scorso insieme con tutti gli altri vertici delle aziende sanitarie regionali per far posto ai commissari straordinari di 5 Stelle, aveva fatto ricorso chiedendo l'annullamento degli atti secondo i quali era stato dichiarato decaduto e il reintegro che il TAR aveva respinto. Secondo il ricorso, la Giunta ha ignorato 2 decenni di pronunce della Corte Costituzionale e si è posta in stringente contrasto con la normativa statale che dagli anni 90 hanno mirato a separare l'attività politica da quella amministrativa. Onestà, 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 in ossequio al principio del buon andamento della funzione pubblica. Adesso, in sostanza, afferma Sensi con i suoi avvocati, i commissari possono esistere solo in caso di dimissioni o cessazione improvvise e senza preavviso del titolare dell'incarico di direttore generale e solo per il tempo necessario ad espletare la procedura di nomina del direttore generale, oppure in caso di futura estinzione dell'ente, già privo del direttore generale. In tutti gli altri casi prevale la incostituzionalità di nomina e o della esistenza stessa di un commissario straordinario. Non si comprende infatti che un funzionario debba essere sostituito da un commissario che ne motivo grave se può lo sostituire. Penso che todo in questo dettaglio è Conte che vi l'ho dato imposto dettaglio. Filo da torcere. Satta vicini alle aziende ma avanti tutta sui vaccini. Bene tutti, dopo la protesta dei pastori, stop alla soppressione di 11 capi. Economia. Le danne politica italiana, inoltre, dazi, ultima chiamata, si tratta sul 15%. L'UE prepara la risposta con tasse sul high-tech USA e controlli sull'export, cioè contromisura. I dazi americani al 15% sembrano quasi un compromesso accettabile. Ad oggi tutto può ancora succedere, anche un rinvio, anche come spesso accade con Donald Trump, un colpo di teatro all'ultimo minuto. A meno di 2 settimane dalla cadenza dell'ultimatum del Tikkun, questo è il 1° agosto, il braccio di ferro tra Washington e Bruxelles è entrato nella sua fase più tesa. I dazi al 30% minacciati nella lettera firmata dal presidente USA sono una bomba ad orologeria per le esportazioni europee, per la coesione internazionale UE, per le catene globali di valore e per la stessa stabilità del commercio internazionale. Oh, yeah. La guerra soldazio, aumentavo un attimo, la Sardegna la potete paccare, cara meta. Sempre politica internazionale, lettera oscena di Trump all'Epstein, questo missionario Epstein che procuraia piscine del minore, cioè traffico praticamente sessuale, pedofilo, un po' pedofilo. E a quanto pare Trump ha scritto una lettera di Regnane Bonai Milanuda, ma non si comprende Galo. Il presidente querela il giornale e il suo proprietario Rupert Murdoch. È un FAQ, cioè un'aula, narrata Trump. L'ombra di Jeffrey Epstein continua a perseguitare Donald Trump, alimentando una saga che da settimane fa tremare la Casa Bianca. Il Wall Street Journal ha scovato una lettera scritta nel 2003 dal presidente all'ex finanziere in occasione del suo 50° anniversario al compleanno. Una missiva oscena e criptica che conferma gli stretti rapporti tra i due e che scatena l'ira del Tikkun.
Dopo aver cercato invano di fermare la pubblicazione, Trump ha annunciato di aver querelato il quotidiano e il suo proprietario, Rupert Murdoch, il magnate dei media che ha ospitato solo domenica scorsa alla Finlandia del mondiale di calcio tra club che nel 2016 lo ha aiutato con la sua Fox a conquistare la Casa Bianca, cioè praticamente un sostenitore di Trump. L'idea del presidente è una fake, cioè una cosa fucking neura. Non l'ho scritta io non sono le mie parole, ha tuonato il presidente dopo che il Washington Journal ha pubblicato la lettera, poi ha annunciato la causa. Non credo, non vedo l'ora che Murdoch testimoni. Sarà un'esperienza interessante, ha detto sul suo social Trump, nella Truth sul social suo. Per cercare di fare chiarezza, Trump ha anche ordinato alla ministra della giustizia Pam Bondi di divulgare qualsiasi testimonianza pertinente del gran giurì previa approvazione della Corte, riferendosi alle carte del caso Epstein. Aiaia, aiaia, aiaia. Cogliere Sascoasa, braccialetto elettronico per Bolsonaro. Trump continua a chiedere lo stop al processo. Trump non crede di processare a Bolsonaro che sta accusato del tentato colpo di Stato e di corruzione in Brasile. Leone XIV, Netanyahu. Si sono intesi su telefono, telefonata di speranza. La guerra deve finire. Speriamo che non casaina di Trump, che Putin. Credenne a Marianne, il premier israeliano che chiama il pontefice, apre al dialogo e lo invita a Gerusalemme, un gelato. Allora, ridare slancio all'azione negoziale e raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra. Le parole di Paolo XIV, un nuovo appello Leone, scusate, non Paolo, e porre fine alla sofferenza dei civili a Gaza. Hanno risuonato ancora più forte perché sono stati rivolti direttamente a Benjamin Netanyahu. È stato il premier israeliano a chiamare il pontefice il giorno dopo che un proiettile dell'artiglieria IDF ha centrato l'unica chiesa cattolica della striscia, diventata rifugio degli sfollati, provocando 3 morti e diversi feriti, incluso il parroco. Una chiamata che è diventata anche un invito ufficiale al pontefice a venire in visita a Gerusalemme. Aiaia, aiaia. Bene, che in questo tancamo si teneva de oggi, non diamo l'appuntamento a stasera a questa sabitese, come dimo si becca questa presentazione del suo libro Costumene in Luvula. Bene, tancamolo qui su la sigla di tancatura, poniamo a occhio. Oh, yeah. A mezzodire buona a tutto dai Bisti TV, adioso e mezzo a casa.